Carissimi amici di Archeo Sarrabus, siamo tornati oggi in compagnia di Marco che ha quasi finito le vacanze in Sardegna. Scusa Marco se ti faccio 24 ore ancora. Che mi seguirà col drone come al solito. Oggi andremo a visitare il nuraghe Saquasecis a Muravera. Un nuraghe censito, conosciuto, un bellissimo nuraghe come poi potrete vedere, che si affaccia sulla Valle di Senni, dove ci sono altri insediamenti, tra l'altro qualcuno che abbiamo anche già visto, come dall'altra parte gli insediamenti del Monte Suzzipiri, o qua giù Sorcu, l'abbiamo visto, no forse non l'abbiamo ancora visto quello, quindi dedicheremo un video anche a lui, più gli insediamenti che sono a valle, dall'altra parte Marongio, Santoro, Saspadu, sono tutti in questa zona qua. Ma partiamo. Intanto non passiamo qui in questa strada. Praticamente sono la strada che dalla vecchia 125 porta verso la Valle di Senni, che poi torna al rubinetto dall'altro lato. E c'è un cancello a un certo punto davanti alla caserma della forestale, c'è un cancello con un'indicazione. Noi non useremo quello perché comunque ci sono degli animali dentro, c'è un allevamento di bestiame. Esiste un altro sentiero che passa esternamente alla recinzione, quindi noi useremo oggi quello, che tra l'altro è anche più corto, è molto più vicino da qua. Benissimo, a tra un po'. Come vedete qua il sentiero è tracciato, leggermente tracciato, ma è abbastanza agevole. Poi, come dicevo, è anche abbastanza corto il percorso da fare. Il nuraghe già si comincia a vedere qualche pietra da qua, quindi non manca moltissimo, ma saranno una passeggiatina di massimo 10 minuti, non è pesante, non è difficile. Per chi non conoscesse il nuraghe di Saquasecis, comincio a anticipare che è uno dei sicuramente delle strutture più belle e più interessanti dell'epoca dei nuraghi qui nel Sarrabus. Una struttura complessa, bella, poi comunque rimane una gran parte della struttura intatta, quindi è meraviglioso, un monumento strepitoso che va assolutamente tutelato e valorizzato. Bene, non vi voglio anticipare altro, se no poi vi rovino tutta la suspense. Io proseguo e ci vediamo fra un po'. Sono arrivato finalmente dinanzi a questa meraviglia. Qui vabbè, io lo conosco perché l'ho visto decine di volte. Tra l'altro avevamo con un progetto del comune anni fa, avevamo fatto anche la sua pula, avevamo pulito quasi completamente della vegetazione che nel frattempo è ricresciuta, ma era stato fatto un bel lavoro, quindi diciamo che sono di casa qua. La presento anche a voi. Volevo partire, sì, qua già comunque si intravede già tutto il materiale, le pietre di crollo che ci sono tutto attorno, che coprono delle strutture che probabilmente già iniziavano da qua. Ma intanto voglio farvi vedere questa roba qua che è pazzesca. Questa è la salina di Torre Salinas, vedete, d'estate si asciuga completamente, prende questo colore bianco del sale, bianco e rosa. Qui è dove vengono a farsi la stagione i fenicotteri, rosa, sia qui che nella laguna di Colostrai. Ecco, guardate che paesaggio e che visuale mozzafiato. Da quella parte lì, al di là di questa cima, c'è il nuraghe di Suzzipiri con la tomba dei giganti. E poi vabbè, qui insediamenti lo stesso Siamo Beppi, qui c'è la fortezza punica lì dove c'è la torre.
e quindi la visuale arriva fino, guardate, a Monteverru, Capoferrato, lì tutti gli insediamenti di ferraggi qua, diciamo che sono visibili. Ok, voi direte tutto qua? No, assolutamente. Qua adesso andiamo a vedere la parte bella e partiamo dal lato nord. Ecco, questo è il lato nord. Come vedete, tantissimo materiale di crollo. Qua c'è una pietra, tra l'altro, oh, curiosa, con un buchetto. E qui inizia il nuraghe vero e proprio. Qui, intanto, dove sto salendo, una delle torri laterali crollata, parzialmente crollata, tutta la cupola ora non c'è più, però come potete vedere è rimasta una buona parte. E la curiosità è che sono ancora visibili 1, 2, 3 e 4 corridoi. 4 corridoi, questa è forse una nicchia, adesso non è facile da interpretare perché è crollata, però questa sembra che poi si blocchi qua, credo, perché poi guardate come chiude lì, però guardate che bella questa pietra, questa trave che c'è, e poi queste altre due, guardate che bella questa trave con questa finestrella di scarico, ecco qua, che meraviglia. E lo stesso qua giù, un'altra, guardate, chissà dove portavano questi corridoi, probabilmente questo corridoio passava attorno alla torre centrale che si trova proprio dietro questi muri e che poi andremo a vedere. Come vi dicevo, questa la torre lato nord. Sicuramente ce n'è un'altra oltre alla torre centrale, che è la torre centrale, ma intanto guardate qua che spettacolo questa parte di muro che è rimasta. Poi c'è Marco Goldrone, quindi guardate che meraviglia. Intanto qua, come vedete, qua c'è il muro che rimane del muro esterno, l'opera muraria esterna di questa torre che abbiamo appena visitato. Poi questo muro che circonda la torre centrale, e lì in fondo si può vedere il residuo dell'altra torre, la torre a sud. Intanto provo adesso a salire su, così vi faccio vedere un'altra bellissima cosa di questo nuraghe. Ok, cerchiamo sempre, guardate anche qua, un pezzo della torre centrale che probabilmente era molto più alta, era più alta, ma una bellissima curiosità di questo sito, guardate questa scalinata meravigliosa che poi porta all'interno della torre centrale, che come vedete ha una stanza ancora intera, gli manca soltanto 1 o 2 pietre sulla cima, però questa stanza è perfettamente integra, ci sono dei pali di rinforzo per comunque stabilizzare la struttura, quindi io non entrerò dentro assolutamente, non percorrerò questi gradini, ve li faccio vedere, ma io non ci entrerò e chiedo anche a tutti voi di non entrarci, perché comunque è una struttura pericolante e quindi va rispettata. Proseguo qua lateralmente sopra il muro e arrivo fino alla torre sud, anche questa crollata, anche qui come potete vedere hanno messo un rinforzo, adesso io non mi addentro, però ecco, guardate che qui rimane una buona porzione della stanza, si vede, qui c'è un sacco di materiale di crollo, là giù c'è probabilmente un passaggio, sembra che ci sia quasi un corridoio che poi crollato, che poi magari si collega a uno di quelli che abbiamo visto prima, e dall'altro lato, adesso la parte verso il mare, la lato est, è di difficile lettura perché comunque c'è lo strapiombo ed è difficile capire poi come proseguiva. Benissimo, abbiamo visto
questa meraviglia è ripeto, uno dei siti più belli, più interessanti che ci sono qua nel Sarrabus. Un sito che sicuramente va valorizzato, va protetto, perché, ripeto, comunque ancora presenta buona parte della struttura, quindi è importante anche poi per mostrare la grandezza del lavoro che facevano i nostri avi, le posizioni, poi il panorama. Questo è un posto meraviglioso. Benissimo, sono risceso. Bentornato. Ci ho messo di meno a scendere che a salire, ovviamente. Cosa possiamo dire? Non mi Allora, ricordo questa più. è stata l'ultima ripresa col drone per quest'estate, per me. Penso che sia stata una bella avventura per Martino lì su, ma anche dall'alto è stato bellissimo. Bene, se vi piacciono quello che vi diciamo sempre, se vi piacciono i nostri contenuti, continuate a seguirci, condivideteli. Sapete che siamo su tutti i social, YouTube con i documentari, TikTok, Instagram, Facebook. Le pagine si chiamano Terchio Sarrabus. Non si può sbagliare. Seguiteci, consigliateci ai vostri parenti e ai vostri amici, che per noi è importante. Grazie. Allora, da Nuraga e Sakwasecis a Muravera è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!